aperto oggi a Mestre l'M9 il Museo del Novecento, il primo interattivo italiano fra via Carducci e via Poerio, importante progetto costato oltre 100 milioni di euro. Al fianco della bimba di 10 anni di una quinta elementare del Veneziano che ha difeso Gesù nella recita di Natale si schierano compatti le mamme e papà del territorio. E sulla vicenda della bimba che si è fatta promotrice a favore di Gesù interviene anche la Presidente del Senato Casellati. Sbagliato non dare spazio alla nostra religione, dice. L'autonomia del Veneto forse già entro la fine di dicembre, l'anticipazione del vice premier Luigi Di Maio, oggi in visita nella nostra regione. Arrestato dai carabinieri di Mestre un cuoco pusher, si tratta di un ventenne friulano fermato al binario 4 per Trieste, nella tasca la dose di eroina per lo spaccio. Acceso l'albero di Natale questo pomeriggio anche in piazza Ferretto con 50 km di luminarie già attive, aperti i mercatini con 34 casette e domani arriva Babbo Natale. Vita dura per i veneziani e i loro cagnolini, inesistenti infatti in centro storico, un'area sgambature, fioccano le multe anche per i cani senza guinzaglio, la richiesta al comune. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali, quella di oggi insomma a Mestre è stato il giorno del vernissage dell'M9, il polo culturale e centro attrattivo che promette di essere il punto di riferimento sia per i residenti che per i visitatori da tutto il mondo. Sentiamo. Ore 11 stamattina Mestre, fuori è un brulichio di gente, anche in coda in attesa di entrare ad ingresso limitato e strettamente personale. Dentro le due sale interattive sono già al lavoro. Si attende l'inaugurazione dell'M9, il Museo del Novecento tra via Poeri e via Le Carducci. Oltre 20.000 mattoncini in ceramica per il mosaico in 13 diversi colori che riveste il nuovo progetto di rigenerazione urbana per il polo culturale ad altissima tecnologia applicata, ma anche centro di aggregazione sociale nonché spazio per lo sviluppo e la promozione di eccellenze produttive. Vogliamo ricordare che nasce da molto lontano, nasce ancora dal Presidente Segre e dalle amministrazioni precedenti che hanno creduto in questa rilancio di Mestre. Noi ovviamente abbiamo sposato questo. 110 milioni il costo del complesso, 7 grandi edifici di cui 3 costruiti ex novo per il restauro anche dell'ex distretto militare divenuto in seguito il convento di clausura Santa Maria delle Grazie, ora finemente restaurato insieme al chiostro. Dentro l'M9 8 filoni tematici in esposizione, contro gli altri la res pubblica tra Stato, istituzione e politica. Il nostro pensiero vola le nuove generazioni, in una stretta ragione di partito o in una presunzione di superiorità. E poi c'è il filone delle Brigate Rosse con il ricordo di Aldo Moro. Considerate che c'è anche Tagliercio, cioè esiste una storia contemporanea che viene raccontata poco nelle scuole e noi crediamo che anche attraverso questo tipo di investimenti debba essere raccontata e anche in qualche modo forse ripensata. E dopo la scienza, tecnologia e innovazione, con il robot che ti fa il ritratto seduta stante, la sezione 8 per farci riconoscere cosa ci fa sentire italiani. Tante le personalità illustri presenti oggi all'inaugurazione dell'M9, tra cui il Ministro ai Beni Culturali, la Presidente del Senato, la padovana Elisabetta Alberta Casellati. Al vernissage dell'M9, accolta con un bouquet di fiori bianchi la Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, secondo la quale l'opera rappresenta un'importante operazione storica e antropologica della genesi del nostro tempo, passato e futuro. Sono davvero entusiasta perché questo M9 rappresenta un fiore all'occhiello per Venezia Mestre, per il Veneto, per l'Italia. È un'opera straordinaria perché c'è una ricostruzione di tutta un'opera con un impianto multimediale che parla ai giovani, è un linguaggio moderno ma si basa sugli insegnamenti del passato, quindi anche una valenza didattica. Io poi sono particolarmente colpita dalla sezione 8, quella che riguarda l'italianità.
Lì esprimiamo il nostro orgoglio italiano e lo dobbiamo esprimere in maniera forte. Tra i presenti anche il ministro ai beni e le attività culturali, particolarmente colpito dai colori della struttura. Sono singolari, devo vederli all'interno del contesto, le dico la verità, perché qua ci sono diversi edifici, va visto un attimo all'interno del contesto. Siamo a livello mondiale, vede? Ci sono alcune cose che ho visto all'afroamericano di Washington, quindi l'uso di le ombre, no? Il digitale applicato all'interattività, veramente molto interessante. Intervenuto anche l'equivalente del ministro alla cultura del Vaticano, Monsignor Avesedo, delegato del Pontificio Consiglio. Il progetto, che rappresenta il primo museo interattivo italiano e voluto dalla Fondazione di Venezia, ha l'intento di restituire alla terraferma lagunare, di fatto figlia povera del centro storico, un luogo multimediale che racconti l'identità dei cittadini con un nuovo respiro internazionale. Era una grande scommessa e siamo riusciti ad arrivare al 1° di dicembre a fare questa inaugurazione. Ha fatto discutere la politica fino ai massimi livelli la singolare vicenda della bambina della Riviera del Brenta, impegnata in una crociata personale a difesa della tradizione cattolica nei canti di Natale. Al suo fianco si schierano compatti le mamme e i papà del territorio. Ha sorpreso e convinto un po' tutti l'iniziativa di una bambina di appena 10 anni che ha persuaso le maestre della sua scuola a reintrodurre il nome di Gesù nei canti di Natale, dopo che lo stesso era stato eliminato per timore di urtare la sensibilità degli alunni di religioni diverse da quella cristiana. Penso che loro non si offenderebbero mai, perché comunque per loro è una gioia, quindi non penso che sia proprio così, ecco. Noi siamo cresciuti con la cultura di Gesù, eccetera, di fare le festine, eccetera. Non credo che per rispettare altre religioni si debba togliere questa. Penso che sia una cosa normale che fanno tutti i bambini che credono nel Natale. Sono d'accordo sul fatto che non sia obbligatorio a farle, magari per alcuni bambini che magari non sono cristiani, nel senso penso sia giusto, però per chi invece lo è giusto che ci siano. Nel Natale cristiano non c'è nulla di irrispettoso, sostengono all'unisono mamma e papà, è una tradizione a cui i bambini sono legati e che non ha mai offeso nessuno. Perché togliere certe cose, certe credenze, ognuno è libero del proprio pensiero e se i bambini hanno il piacere penso sia ovvio e doveroso pensare di metterle o avere un occhio per i bambini soprattutto. Io vedo che noi siamo un paese dove queste tradizioni sono una cosa normale per noi, se a qualcuno dà fastidio va pure dove si trova meglio, non c'è problema. Io sono atea, quindi per me è indifferente. Credo comunque che cambiare, diciamo, quello che è la natura nostra non è che noi dobbiamo adeguarci, sono chi è che viene da noi che deve adeguarsi a noi, questo indipendentemente dalle religioni attuali. E sulla recita di Natale censurata interviene anche la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che critica l'atteggiamento delle maestre. Non si può apprezzare chi non dà spazio al credo che ci ha sempre identificato. Certamente questo fatto non è un fatto che possiamo apprezzare, perché occorre che si dia spazio all'espressione di quella religione che ci ha sempre identificato. Però non voglio esprimere più di tanto pareri, perché forse lo dovete chiedere alla senatrice Casellati, questo più che al Presidente del Senato. Non voglio entrare nel merito poi di questioni che abbiano implicazioni anche di carattere politico. Ed ora il tema dell'autonomia del Veneto, perché oggi è stato uno dei temi toccati dal vice premier Luigi Di Maio in visita questa mattina nella Marca all'impianto Contarina di Spresiano. Non ci sono rallentamenti nella procedura, anzi la richiesta dei veneti potrebbe concludere il suo percorso e per essere posta in votazione già entro la fine di dicembre.
Autonomia del Veneto avanti tutta. A confermarlo oggi a Spresiano il vice premier Luigi Di Maio, smentendo le notizie di possibili rallentamenti dovuti dalle diverse posizioni dei ministeri. I cittadini del Veneto hanno votato un referendum che non può essere disatteso, quindi non ci sono dubbi sull'autonomia del Veneto da nessuna delle due forze politiche che sostiene questo governo, che sostengono questo governo, anzi lo dobbiamo fare il prima possibile e stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia richiesta dal Veneto sulle materie richieste il prima possibile. Il ministro va oltre con date e passaggi legislativi. Nei vari consigli dei ministri di dicembre bisogna affrontare il tema dell'autonomia. Lo stiamo facendo correndo e facendo una corsa contro il tempo, perché immaginerete che la materia è importante, ma il fatto di dire che è una materia importante non significa mettere le mani avanti e dire che perderemo tempo o prenderemo tempo. I veneti hanno diritto all'autonomia perché l'hanno richiesta con un referendum e la avranno in tempi certi. Messaggi chiari a tutto l'orizzonte politico che hanno già innescato le prime reazioni, in particolare da segnalare quella dell'altro vice premier Matteo Salvini, che ha affidato alla rete il commento: passiamo dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di governo. Ringrazia per il forte segnale lanciato dai due ministri il governatore del Veneto Luca Zaia, che sottolinea come l'autonomia sia richiesta da 2,5 milioni di veneti che si sono espressi nel referendum e che il progetto completo e complessivo della richiesta delle 23 competenze sia sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal 2 ottobre. Ma non è l'unico tema trattato dal ministro Di Maio, che ha commentato così gli ultimi dati negativi sull'economia italiana. Se l'economia rischia di fermarsi, noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia. Con questa manovra mettiamo 37 miliardi. E a un Veneto, regione critica nei confronti del reddito di cittadinanza, il ministro ha risposto così. È una misura che darà soldi solo alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro. È una misura di politiche attive del lavoro che tra l'altro darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di cittadinanza. Quindi se un'impresa assume da chi prende il reddito avrà uno sgravio fiscale pari al reddito di cittadinanza che prendeva quella persona, che ovviamente non prenderà più. Ministro che ha confermato le agevolazioni e le attenzioni alle piccole imprese. Fondo di garanzia, Industria 4.0, iperammortamento, superammortamento, sono tutti strumenti che ci saranno anche l'anno prossimo, però li sto riorganizzando per le piccole e medie imprese. Adesso creiamo una esclusività di questi strumenti, di queste opportunità per le piccole e medie imprese. Secondo il centro studi della CGIA di Mestre, la manovra di bilancio porterà oltre 6 miliardi di tasse in più per le imprese italiane e Forza Italia parte all'attacco della Lega. Forza Italia prova a ripartire dal territorio per recuperare i consensi erosi nell'ultimo anno dalla crescita costante della Lega di Matteo Salvini. Vogliamo stare al fianco delle imprese, spiegano i vertici veneziani del partito riuniti a Martellago nel giorno in cui la CGIA di Mestre pubblica un nuovo studio sulla manovra di bilancio. Secondo i calcoli degli artigiani costerà alle aziende italiane un aggravio fiscale di 6,2 miliardi. Noi siamo con positività critici nei confronti di questa realtà governativa che c'è, che se la troviamo di fronte, ma che ci vede anche con manovre che stanno appesantendo la tassazione sulle imprese, sugli artigiani e che a tutti gli effetti non mantengono le promesse che hanno fatto più volte. Ecco, sono passati 6 mesi, attendiamo, però l'attesa poi non può essere infinita. L'invito che ancora una volta gli azzurri rivolgono ai leghisti, coi quali resteranno alleati anche alla prossima tornata di elezioni amministrative, è a staccare la spina al governo giallo-verde e tornare a ricompattare il centrodestra. Nel frattempo il partito di Berlusconi prova a ricostruirsi dal basso con una logica diversa rispetto al passato. Di solito nelle assemblee ci sono i parlamentari che parlano e il pubblico che ascolta e applaude. Questa volta abbiamo fatto il contrario, abbiamo chiamato i nostri sindaci, i nostri amministratori, i nostri assessori, consiglieri, coordinatori locali, iscritti, simpatizzanti, gente della società civile che ha raccontato che cosa vive, quali sono le aspettative della gente, quali possono essere le proposte per il futuro rilancio di Forza Italia. E tra il pubblico c'erano i parlamentari, Brunetta, c'era Causin, Caone e tanti altri senatori e deputati e consiglieri regionali che ascoltavano e che hanno raccolto le esperienze di questo nostro territorio.
Aiuto cuoco di giorno, spacciatore di morte. Di sera è stato fermato e arrestato dai carabinieri alla stazione di Mestre il cuoco friulano di 20 anni che nella tasca del giubbotto teneva dell'eroina pronta per lo spaccio. Il ragazzo fermato al binario 4 dopo che i militari dell'Arma lo stavano pedinando da tempo. L'indagine era partita qualche settimana fa quando gli investigatori hanno cominciato a effettuare una serie di controlli nella zona della stazione e nel sottopasso ferroviario proprio alla ricerca di questo pusher. Ed ora ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, adesso andiamo a Venezia dove è vita dura per i cagnolini e i loro proprietari. In centro storico infatti non esiste un'area dedicata alla sgambatura, molti veneziani si sono già rivolti al comune che però ha già fatto orecchie da mercante. Tu come fai col tuo cagnolino? Vado in giro e lui mi segue, lei mi segue. Ecco, però non c'è un'area riservata ai nostri amici a quattro zampe? No, bisognerebbe andare o verso i giardini, verso anche lì è proibito, vietato, e non c'è. Here in Venice, for him, it's possible? Il cagnolino è molto indipendente e ha bisogno di girare libero, ci dice questa turista tedesca. Dove andare a passeggio con i cagnolini, con i cani per Venezia? Molto difficile da sapersi, considerato che non c'è nessun'area a loro dedicata in tutta la città. È vero, Toby? Dove potrebbe essere fatta un'area per i cani qui a Venezia? Cioè, qua non so vedere, che ne c'era una a San Giuliano. Qua a Venezia bisogna andare o ai giardini qua ai Papadopoli o Sant'Elena. Non che sia altri qua, perché qua abbiamo un nome che strade, e come che vedete delle aiole e basta. Abbiamo qua a Santa Maria Maggiore, abbiamo un parco, diciamo che un tocco di erba che è per questi cani e andiamo là. Signora, ma allora vogliamo fare un appello al comune affinché ci sia un'area dedicata ai cani qua a Venezia? È difficile rivolgersi al comune a Venezia, perché io mi sono rivolta per tante cose al comune, ma non mi ascoltano. È il caso che troviamo un posto, un'area, una location dove farli correre e farli divertire anche loro, soprattutto per quelli che vivono ancora a Venezia, perché terraferma ce ne sono, a Venezia no. Qualche giardinetto, qualche cosa, non lo so. Ma un po' più vicino di Sant'Elena magari. Dopo l'anticipo di ieri in piazza San Marco parte davvero il Natale veneziano con l'avvio ufficiale delle celebrazioni in tutte le municipalità. Possiamo accenderle? C'è qualcuno? Eccole qua. E adesso chiamiamo il gruppo musicale. Il Natale comincia ufficialmente in una affollatissima piazza Ferretto con l'accensione dell'albero e delle luminarie nel centro di Mestre alla presenza di sindaco e prefetto e della Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Ma la festa non è soltanto qui. Abbiamo tirato a luce dalla città perché sia una città per le famiglie, per i bambini, perché la gente venga in centro, e per centro intendo a Mestre sicuramente in questa piazza meravigliosa, ma anche a Marghera, in tutte le città di Venezia, a Favaro, a Campalto, a Zelarino, a Chirignago. Il progetto del Natale diffuso prevede nel mese appena iniziato più di 300 eventi tra laguna e terraferma. Sono stati illuminati più di 20 km di assi stradali per un totale di più di 50 km di cavi, e in terraferma, proprio a proposito del Natale diffuso, sono stati installati e addobbati più di una ventina d'alberi. Tra le novità di quest'anno la pista di pattinaggio in piazza Mercato a Marghera, che si aggiunge a quella ormai tradizionale di piazza Ferretto. Partono dunque le celebrazioni con uno sguardo all'attualità e alla solidarietà. Quest'anno abbiamo fatto delle scelte, anche quella dell'albero, anche in piazza, messe in coerenza con quella che è stata la situazione del Bellunese, delle nostre montagne colpite dall'alluvione il 29 ottobre. E ricordo l'importante concerto alla Fenice in sostegno l'8 dicembre, in sostegno e ad aiuto della nostra montagna così duramente colpita. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.
ritrovati al meteo. Tempo in genere asciutto sul nostro paese, ma non si esclude una lieve instabilità. Nel dettaglio, sul Veneto sarà una giornata molto grigia. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. E al pomeriggio saranno possibili deboli piovaschi sparsi un po' su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 5 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Più sole al mattino sui monti, cielo maggiormente coperto invece al pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile anche sulla nostra regione, al mattino non mancherà il sole, tuttavia il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto al pomeriggio anche con qualche precipitazione nevosa sui settori di confine. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.